Bentrovati a tutti. Oggi prepariamo una ricetta semplice ma veramente molto buona. Su papai bianco, cioè il bianco mangiare, che non è un dolce che si fa solo in Sardegna, ma viene fatto tantissimo anche in Sicilia, appunto come bianco mangiare. Anche in certe regioni del nord, in particolare Piemonte e Valle d'Aosta, quest'ultima soprattutto. Come si fa? Allora, innanzitutto ci vuole il latte, mezzo litro, 40 grammi di maizena, amido di mais, lo zucchero, 100 grammi, e scorza grattugiata o di limone o di arancia. Io ho grattugiato quella di arancia, avevo delle arance e le ho utilizzate così. Una volta che è pronto, va fatto raffreddare per qualche ora in frigorifero, nell'apposito stampo, come fosse un budino. Questo è lo stampo dove io poi lo farò raffreddare, proprio il classico stampo da budino, ma utilizzo anche questi che sono dei pirottini, vedete, proprio monoporzione, quindi sono in silicone. Mettete qua dentro e fate raffreddare. La prima cosa da fare è ovviamente scaldare il latte, e quindi verseremo in un pentolino il latte. Aspettate che procediamo. Ecco, io ho già provveduto a versare il latte. Adesso verseremo la maizena, che è stata setacciata, mescoliamo o un cucchiaio di legno o una spatola in silicone, mi raccomando. Dobbiamo fare in modo che la maizena o amido di mais venga ben assorbito dal latte, così non deve fare grumi. Intanto possiamo aggiungere anche lo zucchero e continuiamo a mescolare. E la scorza grattugiata dell'arancia o di limone. In certe zone d'Italia si fa con la scorza direttamente tagliata a pezzi e messa all'interno del latte, poi viene levata dopo, al momento che si spegne il fornello, come una crema pasticcera in pratica. Io invece preferisco mettere la scorza grattugiata perché così resta anche all'interno del prodotto finito ed ha il sapore ancora più gradevole. Ora io vado a mettere il pentolino sul fuoco, che va lasciato riscaldare il latte proprio fino quasi a ebollizione, sempre mescolando. Appena si raddensa questo composto qua, spegnete e versate negli stampi. Ci vediamo dopo. La consistenza che ha raggiunto il nostro composto è diventata una crema. Adesso spegniamo e versiamo nei contenitori. Su papai bianco, il bianco mangiare, è pronto. Ne ho versato una parte nello stampo, guardate che si è già raddensato, e una parte nello stampino piccolo, così. Io ho fatto la dose per mezzo litro. Se ovviamente volete fare la dose di 1 litro, in quel caso anche questo stampo grande lo avrei riempito completamente, raddoppiate ovviamente le dosi. Adesso va messo in frigo per almeno 3-4 ore. Dopodiché lo capovolgete in un piatto
e lo gustate come volete, lo potete guarnire come meglio vi aggrada. In Sicilia, per esempio, lo guarniscono con del pistacchio tritato finemente, che lo mettono sopra proprio così. E in altre zone invece lo guarniscono con un classico caramello. Insomma, la fantasia in cucina ci vuole, quindi a voi campo aperto. Vi ricordo di seguire, a proposito di fantasia, sempre il mio sito fantasiaecucina.it, tutti i miei social, quindi Facebook, Instagram, Twitter, Pinterest, e vi ricordo anche che ho un negozietto su Amazon dove potete comprare tante cosette belle per la vostra cucina, compresi questi pirottini. Troverete tutte queste indicazioni, tutti i link nella descrizione del sito. Nel sito Fantasia Cucina troverete anche la versione stampabile. Io vi ringrazio per avermi supportato e sopportato anche questa volta e vi do appuntamento alla prossima ricetta su pappai bianco. A dopo, ciao!